Omicidio a Mira, al culmine di una lite, un operaio rumeno 37enne viene ucciso con una coltellata alla gola dal coinquilino e connazionale 28enne, l'assassino arrestato dai carabinieri. Duplice delitto di Cison, via libera ai funerali dei coniugi Nicolasi che si terranno con una cerimonia laica, intanto la procura passa al setaccio i conti correnti della coppia trucidata. Da alcuni giorni un educatore veronese si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver molestato alcuni adolescenti che frequentano un centro ricreativo parrocchiale. L'uomo si professa innocente. Prima la spaccata nel bar, poi scoperti i banditi lanciano pietre contro i titolari che li avevano scoperti. È successo a Trebaseleghe. A 93 anni smaschera il truffatore che voleva raggirarle, lo fa arrestare. Il coraggio e l'intraprendenza di Attilia, nonna vicentina. Il tracollo del PD dopo le elezioni, ieri sera alle 20:10 il segretario regionale Alessandro Bisato dice non mi dimetto, bisogna far riemergere il partito, pronta l'assemblea regionale. Record di ascolti ieri sera su Antena 3 per la diretta del processo Aveccia a Treviso e anche quest'anno il rogo non ha risparmiato il simbolo delle magagne cittadine. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito la cronaca in primo piano, la cronaca di un omicidio consumato intorno alle 5 di questa mattina a Mira con una lite sfociata in un delitto terribile all'interno di un condominio. Allora subito ci colleghiamo con Ilaria Marchiori che si trova assieme a Paolo Sanavio sul posto. Ilaria, dici cosa è successo? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai già anticipato c'è stato un brutale omicidio questa mattina qui a Oriago di Mira, erano circa le 5, ci troviamo in via Mare Mediterraneo, è successo tutto nell'appartamento che vedete alle mie spalle al secondo piano. La vittima è un 37enne di nazionalità rumena che è stato colpito al termine di una violentissima lite di cui ancora non si conoscono le motivazioni da un suo coinquilino e connazionale 29enne che l'ha colpito con un coltello che ha trovato in cucina alla gola, un solo fendente che è stato mortale. A chiamare immediatamente i soccorsi è stato il terzo coinquilino, anch'egli di nazionalità rumena, che però non aveva sentito niente fino a poco prima di questo cruento gesto. Si è dovuto fare aiutare da una quarta persona per potersi spiegare in italiano perché non era in grado. I primi ad arrivare sul posto sono stati dunque i soccorsi del 118 che quando si sono trovati di fronte a questa scena, ovvero il 37enne in una pozza di sangue, hanno immediatamente avvisato i carabinieri e sono giunti qui i carabinieri della tenenza di Mira e della compagnia di Mestre. Quando sono arrivati sul posto il 29enne che aveva colpito il suo coinquilino si trovava in giardino. Si tratta praticamente quasi di una flagranza di reato, non ha opposto resistenza, non ha detto nulla quando è stato portato via. Naturalmente i soccorsi si sono rivelati vani perché il 37enne ormai era morto in questo lago di sangue. Ora il 29enne si trova in caserma dei carabinieri che lo stanno interrogando per cercare di capire i motivi che l'hanno portato a questo violento gesto. Per ulteriori dettagli e informazioni vi lascio l'intervista realizzata insieme al maggiore Antonio Bisogno dei carabinieri della compagnia di Mestre. Le motivazioni le stiamo accertando, posto che comunque le indagini sono ancora in corso, però in caserma abbiamo fermato sia alcuni testimoni e ovviamente l'autore del reato. Ecco, che cosa accadrà adesso all'autore del reato? Sarà arrestato, adesso attendiamo comunque ulteriori riscontri dalle indagini. Chi è stato a chiamare le forze dell'ordine? Siamo intervenuti su richiesta del 118, che è intervenuto per primo dopo aver ricevuto la chiamata da un altro connazionale che non abitava nell'appartamento, però che parlando correttamente l'italiano aveva dato l'allarme. Quindi si è trovato, insomma, quest'altro connazionale si è trovato di fronte a questa scena? Non esattamente, diciamo, il connazionale ha chiamato
su richiesta di un altro coinquilino che non era in grado di esprimersi in lingua italiana, proprio segnalando che c'era da intervenire a Oriago di Mira proprio per far fronte a questa emergenza. Ecco, ricordiamo anche che i due, la vittima 37enne e il suo coinquilino connazionale 29enne che l'ha colpito, lavoravano entrambi a Fincantieri a Marghera. Secondo quanto ci hanno raccontato insomma, alcuni vicini di casa, alcune persone che li vedevano quotidianamente, anche chi li conosceva, i due non avevano mai dimostrato né di essere persone violente né tantomeno di avere degli screzi, tanto che insomma pochissime persone hanno sentito rumori, hanno sentito gridare, insomma hanno sentito che i due stavano litigando questa mattina all'alba. Naturalmente ora quello che è da capire, come avevamo già detto in precedenza, sono i motivi che li hanno portati a questa violentissima lite che si sarebbe svolta, insomma, secondo le prime informazioni, una prima ricostruzione, nella camera da letto. Per ora queste sono tutte le informazioni a nostra disposizione. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda e soprattutto cercare di capirlo proprio insieme ai carabinieri che in questo momento stanno interrogando il 29enne rumeno che ha colpito il suo connazionale a morte. Grazie Lara Marchiori e Paolo Sanavio da Mira. Dunque per il loro collegamento continuiamo con la cronaca da questo delitto a Mira al duplice omicidio di Cison di Valmarino, perché è stato dato il via libera per i funerali della coppia Loris e Anna Maria Nicolasi, massacrata ormai 8 giorni fa. Intanto la procura passa al setaccio anche i conti correnti della coppia. Amici e familiari di Loris e Anna Maria potranno finalmente salutare per l'ultima volta i coniugi massacrati nella loro abitazione di Cison. Molto probabilmente già oggi verrà fissata la data dei funerali. Dopo l'autopsia, infatti, il magistrato ha dato nulla osta per le esequie. Tutto il paese aspetta da quel terribile 1° marzo di stringersi per dare l'addio a questa coppia, trucidata da una mano assassina che non ha avuto nessuna pietà dei due anziani. Intanto continuano serrate le indagini per dare un volto e un nome al responsabile dell'orribile delitto. Gli inquirenti continuano ad ascoltare familiari e conoscenti. La vita privata e la situazione economica della coppia è sotto la lente di ingrandimento. Se si allontana sempre più l'ipotesi, la prima avanzata, quella di una rapina finita male, si fa sempre più strada la pista che a compiere il delitto sia stato qualcuno che marito e moglie molto probabilmente conoscevano e che sarebbe entrato nella casa di via Marzolle con l'intento di uccidere, accanendosi con violenza contro Loris e poi colpendo a morte anche Anna Maria. Ma restano ancora tanti interrogativi da risolvere per dare pace ad un paese che da quel pomeriggio vive nell'incubo. Andiamo in provincia di Verona. Da alcuni giorni si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver molestato alcune adolescenti che frequentano un centro ricreativo parrocchiale che lui stesso dirige. Agli arresti domiciliari c'è un educatore di un paese nella provincia scaligera, un'accusa nata dai racconti che le ragazzine, turbate dagli abbracci un po' eccessivi, hanno dapprima fatto in famiglia e poi ai carabinieri della stazione di un comune della provincia scaligera. Pochi i particolari emersi, indagato però comparso davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia respinge per ora ogni accusa. E adesso a Padova 2 studenti derubati dei soldi che avevano in portafoglio durante la serata universitaria dello Spritz, ne nasce un inseguimento con la polizia. Inseguimento a sirene spiegate dopo mezzanotte in pieno centro a Padova, tra Riviera San Benedetto e Corso Milano. La polizia ha dato la caccia a 2 malviventi che si erano fatti consegnare i soldi che avevano nel portafoglio da 2 studenti affrontati dai malintenzionati sul ponte dei Tadi. 2 individui di bassa statura con minacce pesanti hanno arraffato 55 euro e sono fuggiti. Immediato l'allarme con gli agenti della polizia che, arrivati sul posto in forza, hanno iniziato l'inseguimento con più pattuglie, anche perché i 2, che sono però riusciti a fuggire, potrebbero aver fatto altre vittime durante la serata. La questura sta visionando le immagini delle telecamere della zona. A Trebaseleghe, sempre nel Padovano, una spaccata in un bar. Una volta vistisi scoperti, i banditi hanno lanciato anche delle pietre contro i titolari.
Bar devastato dai predoni a Trevaseleghe. Dopo aver sfondato la vetrata a colpi di mazza, infatti, i malviventi hanno asportato 50 stecche di sigarette e sradicato dal muro un videopoker, portandolo all'esterno per forzarne la cassaforte. Quando è scattato l'allarme del locale, i titolari, che vivono al piano superiore, si sono affacciati alla finestra per dare l'allarme. Uno dei ladri però, per nulla intimorito, ha preso una grossa pietra, lanciandola contro il terrazzo dell'abitazione, per fortuna senza colpire nessuno. I carabinieri stanno indagando, i predoni erano in 4, si studiano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. A Vicenza invece una anziana di 93 anni è riuscita a smascherare il truffatore che voleva raggirarla e a farlo anche arrestare. Gli ho detto: credevi di essere furbo, io sono stata più furba di te, perché un bel momento l'ho fregato io. Una bella soddisfazione per la signora Attiglia, 93 anni, di Vicenza, che è riuscita a mettere nel sacco il truffatore che aveva tentato di ingannarla col più classico degli espedienti, la telefonata di un sedicente avvocato che avverte l'anziana che il figlio ha avuto un incidente e che per non finire a processo deve pagare in questo caso 6.000 euro. La 93enne però non si fa prendere dal panico, o meglio finge, perché lei di figli maschi non ne ha 2 femmine. E mi chiede anche a figli, perché io volevo sapere da lui chi era e mi sono dimostrata molto preoccupata, perché dovevo anche far capire che ci cadevo. Ma insomma io dico: ma è mio figlio, perché io voglio vedere mio figlio, facevo un po' di commedia. La telefonata si prolunga, la signora non ha contanti ed ecco che il sedicente avvocato chiede se ha monili preziosi. La signora abilmente inventa di avere collane, orecchini, ma tutto deve essere d'oro e poi gli chiede addirittura di pesarli. E qui la signora ne approfitta ed entra in gioco la figlia Anna Maria. Quando lei mi ha detto: Anna Maria, sono in atto, mi stanno facendo una truffa, mi hanno telefonato quello lì dell'avvocato, io ho messo giù subito: non preoccuparti che chiamo i carabinieri. Qualche minuto la trappola viene tesa dai carabinieri che arrivano in borghese, la figlia si finge un'amica, entrano in casa e si nascondono in un'altra stanza. Quando arriva il truffatore, un galoppino e chiede i gioielli, scatta la trappola e le manette ai polsi del napoletano Giuseppe Somma, mentre dai carabinieri arriva un appello. Volevo appunto lanciare un appello a tutte le persone che hanno degli anziani che vivono da soli, di informarli di queste possibili truffe che continuano a mietere vittime. E nessun carabiniere, nessun avvocato si presenterà al telefono chiedendo dei soldi o dei monili in cambio della liberazione del figlio dopo un incidente stradale. Complimenti davvero a nonna Attilia. Adesso la politica, il candidato è Salvini, se qualcuno me lo chiede è una richiesta sprecata, ringrazio tutte le manifestazioni di stima ma non esiste, io mi occupo di Veneto e autonomia. Sono le parole del Presidente del Veneto Luca Zaia questa mattina alla prima assemblea dei parlamentari eletti leghisti a Milano, è in corso in questo momento, a chi gli chiedeva se sarebbe disposto ad accettare un ruolo da Premier alternativo a Salvini. La partita, ha detto Zaia, è assolutamente chiusa, non abbiamo alternativa, ce n'è una e basta. Questo per quanto riguarda i trionfatori delle elezioni, ovvero la Lega, e per quanto riguarda i grandi sconfitti, ieri sera alle 20:10 in studio con Ferdinando Marino c'era il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisatto che dice: non mi dimetto, bisogna far ripartire il Partito Democratico. Si dimette? Non è nella mia logica di queste ore e delle prossime ore, dei prossimi giorni. Però non lo esclude allora? Ma cioè nel senso no. Io direi di no, io convocherò i quadri dirigenti in base a quelle che sono le regole di partito, quindi ho già convocato l'esecutivo, convocherò la direzione regionale, probabilmente anche l'assemblea regionale, per fare una discussione il più profonda possibile, però senza nemmeno farci prendere dall'illusione che abbandonare la nave al proprio destino sia la conseguenza diretta per togliersi le responsabilità. Io non sono uno abituato a dire va ben tutto madama la marchesa, io affronto i temi. Perlomeno va fatta un'analisi profonda per capire se un centro-sinistra in Italia e nel Veneto ha una prospettiva di governo, ha una prospettiva di responsabilità per i temi che stanno a cuore alla gente, oppure se diventa un residuo della polica via più. Io non lo penso, e quindi siccome non lo penso che vadano messe in campo tutte le migliori energie per ripartire.
Torniamo alla cronaca adesso perché è stata disposta l'autopsia per far luce sull'improvviso drammatico decesso della 24enne Giovanna Zorzi di Cogollo del Cengio nel Vicentino, giovane mamma morta dopo essersi improvvisamente sentita male mentre era in auto con il compagno e deceduta nel giro di poche ore. Immediato era stato mercoledì sera l'intervento del SUEM, il trasporto d'urgenza all'ospedale di Sant'Orso, ma non c'è stato nulla da fare, la giovane lascia un bambino di pochi mesi, dunque autopsia disposta per far luce su questo improvviso decesso terribile. E adesso parliamo dell'iniziativa che sta coinvolgendo diverse province, che riguarda sempre le donne, provincia di Padova, provincia di Treviso, provincia anche di Venezia, dove c'è la raccolta fondi per donare un casco anticaduta dei capelli per le donne che si sottopongono alla chemioterapia. Tutti noi parrucchieri, il 50% dell'incasso lo diamo in beneficenza per comprare questo casco che costa 60.000 euro. Anche i parrucchieri del Veneziano fanno parte dei 200 tra trevigiani e padovani che hanno deciso di partecipare a Diamo un taglio alla sofferenza, la raccolta fondi finalizzata all'acquisto di caschi anticaduta capelli per le pazienti oncologiche sottoposte a cure chemioterapiche. È molto importante per la donna perché già fare la chemio non è piacevole. Non è piacevole perché psicologicamente crolla. Poi trovarsi anche senza capelli non riesce a... Allora è l'unico gesto che riusciamo a fare tutti assieme, parrucchieri, non parrucchieri, abbiamo anche tante altre attività che hanno aderito, per regalare un grosso sorriso a tutte le donne. Soprattutto oggi, una giornata bellissima, l'8 marzo, viva le donne sono straordinarie e quindi da sempre cerchiamo di dare serenità e felicità. L'iniziativa è partita dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e quest'anno il casco sarà donato all'ULSS 2. Questa possibilità che viene data alle donne è una possibilità chiaramente per far affrontare quello che è il percorso della malattia in un modo più sereno, molto più che si piacciono di più. E ricordiamoci che non è una questione del dare per il giorno, è il dare sempre. La concomitanza dell'iniziativa con l'8 marzo è altrettanto importante perché dà un significato particolare. Ricordiamo comunque che l'8 marzo non è una festa, è un ricordo di una disgrazia che ha fatto sì che abbia evoluto il pensiero nei confronti delle donne. Anche il gruppo di bikers di cui fa parte il signor Caporella hanno raccolto 1.500 euro domenica, a dimostrazione di quanto importante sia fare rete. Questa città è molto attiva rispetto a tutte le iniziative che riguardano la solidarietà o comunque le donne. Noi ci spendiamo molto anche con l'Ottobre Rosa come amministrazione, dedicato interamente il mese alla lotta contro il tumore al seno, e quindi io sono sicura che sempre di più facendo rete questo può dare sicuramente dei frutti positivi. Il grande spettacolo, la festa, la tradizione del processo è a Veccia, lo vedremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Ieri sera ascolti record per la nostra diretta, il nostro speciale che ha seguito in diretta dalle 21:15 e fino al termine dell'evento Il processo è a Veccia a Ponte Dante a Treviso. Grande festa, tradizione e davvero tanti che hanno seguito questa perpetuarsi della tradizione trevigiana, e anche quest'anno immancabilmente la Veccia è stata accusata delle magagne della città ed è andata al rogo. Vediamo. Fa sentire tutti i strafalcioni, i trucchi, i monae, i pregi e i difetti che a signora che caprometto, ma vedova mantegno. Ponte Dante anche quest'anno ha fatto da sfondo al processo di Avecia. Sul banco degli imputati Checca Prometto, vedova mantengo, accusata dei problemi della città, a partire da una tradizione che sta scomparendo. Ma io sai, signor magistrato, che sta brutta vecchiassa è appicata. A nega porta via la nostra bella tradizione del pane vin. Innocente! Ma me cliente che ha fatto questo non può farne morire, anzi, per salvarne, perché il fumo inquina. E poi come non menzionare Piazza Santa Maria dei Battuti.
Guarda Piazza Santa Maria dei Battuti, che sarebbe qui davanti all'ospedale vecchio, finalmente messa a posto, ma quelle macchine che va dentro e fuori spaccando perfino e banche e tonde di Piera. Ma ce n'è davvero per tutti, anche per la politica romana, con lo stipendio dei barbieri e dei parlamentari. Solo un accenno per tornare alle magagne più vicine, come il regolamento comunale per la cura del verde o i sacchetti per frutta e verdura a pagamento. Aspetta e non ti puoi portarti una borsa da casa perché ti squacqueri i batteri dappertutto. Pagando i sacchetti giustamente, perché dopo averli doparai, te può anche mangiarli facendo i boia con i fasioi e patate. Parchese Pio! Finita la requisitoria è il momento del verdetto. La Corte si è pronunciata perché cacella il rogo, ma prima il testamento, e anche qui ce n'è per tutti, a partire dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, dall'assessore Michelana alle consigliere Tocchetto e Caldato, ultimo dono al sindaco Manildo, a cui l'imputata lascia un foulard di seta russa, regalato da Gorbaciov con scritto: Dai, che ce la fai? Dai, che ce la fai, forse. Alla fine lo spettacolo del rogo de Avecia sulle acque del Sile. Vero belle queste immagini. Adesso restiamo a Treviso per parlare del mulino della zona Pescheria e di un progetto davvero interessante. Tornerà a pieno regime come nel 1500 il vecchio mulino di Vicolo del Mulinetto in zona Pescheria a Treviso, mulino che da monumento decorativo, in simbiosi con le attività imprenditoriali presenti, verrà utilizzato per produrre energia, il grande evento previsto per l'estate. L'obiettivo è a breve mettere in funzione un generatore di energia elettrica per illuminare almeno in parte la zona della pescheria. Il progetto grazie all'unione di intenti di Comune, Lions, associazioni varie e degli studenti del Giorgio Fermi di Treviso. E con un salto d'acqua e del tempo poco distante ecco spuntare una nuova turbina presente in via sperimentale. Un impianto totalmente a immersione, anche questo destinato a produrre in modo moderno, ecocompatibile, energia elettrica per la zona della pescheria. Se tutto andrà come pensiamo per il meglio, avremo la possibilità di illuminare in modo ecologicamente compatibile, gratuito e a LED una parte rilevante della Treviso più bella. Il vecchio mulino nel cuore del centro storico della città di fatto rappresenta un unicum per le straordinarie suggestioni che con le stelle della sera riuscirà a regalare anche durante la notte, illuminata pure nelle acque dai virtuosismi prodotti dall'energia pulita. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo ore 13 la politica, elezioni, chi dovrebbe governare, perché hanno perso i partiti tradizionali. Ne parliamo con Federica Pietrogrande della Lega Nord di Padova, Gustavo Guizzardi, sociologo dell'Università di Padova, e Carmine Bianco, consigliere del Movimento 5 Stelle nel comune di Montebelluna. E poi questa sera a 20:10 una puntata dedicata alle donne, dedicata al tema sempre purtroppo attuale della violenza sulle donne. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo per qualche isolato piovasco sul Friuli. Ma andiamo nel dettaglio della situazione di venerdì 9 marzo. Sul Veneto qualche foschia mattutina tra Padovano e Vicentino, ampio soleggiamento invece sul resto delle province dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra i 2 e i 4 gradi, valori massimi invece compresi tra 10 e 15 gradi circa.
Una lieve instabilità interesserà invece il Friuli Venezia Giulia, qualche debole piovasco sparso infatti sarà possibile sull'Udinese, asciutto e per lo più soleggiato altrove. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile ovunque, tuttavia con cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.